Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici, ben ritrovati, buon martedì, io sono Maria e questo è l'appuntamento con l'oroscopo. Anche oggi andiamo a capire un po' come andrà questa giornata qui con Radio.0. E allora partiamo subito in cerca di novità, in cerca di capire le prospettive di queste prossime ore. Partiamo come sempre nei nostri 12 segni dagli amici dell'Ariete. La luna in trigono a Giove oggi nella professione vi darà sicuramente una mano a conquistare la fiducia di persone che ricoprono ruoli chiave importante. La vostra capacità organizzativa produrrà dei risultati vantaggiosi e tangibili nella quotidianità. Toro, voi è importante che assecondiate Urano che staziona nel segno e vi fa nascere la voglia di cambiamenti. Vivacizzate quindi la routine con frizzanti novità e brillanti variazioni. Wow, oggi siete in piena forma. Con la luna mal disposta invece che transita in Leone basterà non nulla per farvi perdere la pazienza. Ricercate l'equilibrio. Gemelli, con Marte e Saturno complici saprete amministrarvi bene oggi, sia in famiglia che sul lavoro comunque. Districherete questioni che gli altri non sanno neanche dove partire per affrontarle. Ascoltate con attenzione e cura tutto quello che vi viene detto dall'amato partner, ma questo dovreste farlo sempre, ve ne sarà grato. Cancro, anche per voi oggi c'è Urano alleato, aumenterà così la creatività, l'intelligenza, la capacità decisionale pure, vi porteranno ad agire con fervore e spirito innovativo in questo martedì. La quadratura di Giove invece potrebbe porre in evidenza eventuali insoddisfazioni nel settore economico. Attenti a non farvi buttare giù di morale. Leone, la luna in trigono a Giove promette viaggi a due entusiasmanti a dir poco. Costituiranno un'occasione per vivere insieme scoperte straordinarie e insolite. Mercurio in sestile in più vi aiuterà ad affrontare gli intoppi quotidiani, a superare fastidiosi contrattempi che incontrerete in giornata. Vergine, siamo arrivati da voi con il trigono di Urano e Plutone. Il vostro atteggiamento piacevole ed empatico vi renderà interessanti e attraenti. Avete quel non so che in più, nuove amicizie e nuovi amori in arrivo per chi li cerca. Cercate invece di chiarire un equivoco in casa vostra prima che diventi causa di fastidiose incomprensioni. Bilancia, grazie a Mercurio e Venere nel vostro cielo, oggi sarete apprezzati dagli amici per il vostro buon cuore e il prezioso aiuto che saprete offrire al momento giusto. Sarete nel posto giusto, come si dice, all'attimo giusto. Non date invece un peso eccessivo a quelle cose che sono soltanto piccoli fastidi risolvibili rapidamente alla fine. Voi sapete bene come fare. Scorpione, eccoci, saprete riconoscere la validità del lavoro della vostra equipe. Questo è veramente un punto fondamentale. Sarete di conseguenza più riconoscenti e rispettosi di colleghi e collaboratori. Evitando scelte affrettate, risposte poco avvedute, riuscirete poi a impegnarvi in cose davvero importanti. Sagittario, amici, per voi Giove è sorridente dall'Ariete. Procede quindi il periodo splendido per chi è innamorato in attesa dell'incontro decisivo per la sua vita affettiva. Siete in attesa, ma presto arriva anche il vostro momento. Per merito suo vi attendono viaggi più che appassionanti e ricchi di spunti culturali e artistici. Non vi mancherà nulla. Capricorno, desiderereste intorno solo persone con cui vi sentite in sintonia, ma purtroppo non si può, e poi Plutone non vi permette di riuscire ad evitare anche chi vuole imporvi idee e scelte. Prudenza nelle spese vi consigliano le stelle, attenti a come spendete i vostri risparmi. Affidatevi al parere avveduto di una persona esperta. Acquario, con Saturno in congiunzione oggi provate a prendere in mano una condizione stagnante e tentate di sbloccarla come per magia con un intervento giudizioso e equilibrato. No, non c'è magia, ma c'è solo il vostro occhio sempre attento. Grazie a Giove protettore in Ariete, in più anche voi otterrete il giusto riconoscimento economico che, diciamolo, non fa male ai vostri sforzi. Chiudiamo ancora con i nostri pesci. È vero che con Urano ben disposto il vostro estro e l'inventiva sono palesi e trainanti, ma e c'è sempre un ma, senza l'appoggio di un collega non andreste proprio da nessuna parte. In famiglia emergerà un desiderio unanime, cambiare l'attuale stile di vita. Siete pronti a realizzarlo? Sì, lo stiamo chiedendo proprio a voi, E tutto quindi anche per oggi, per il nostro appuntamento quotidiano con l'oroscopo. Noi come sempre vi aspettiamo domani mattina con tutte le novità del caso, quindi una buona giornata a tutti e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0